Non fate il rumore che sta colorando. Ma non l'imbianchino, mia mogliere, si sta facendo un colore nei capelli. Che se c'era mia moglie qua io potevo parlare con voi. Ma quando mai? Avevo un anno che sono chiuso in casa con mia moglie, non ce la faccio più. Un litigio al giorno. Sbaglio io, Ida se incazza, io ci domando scusa. Sbaglia Ida, io mi incazzo. Ida si incazza perché mi incazzaio e ci domando scusa sempre io, ma com'è possibile? L'altro giorno ero così tanto nervoso che ho cominciato a sbattermi la testa al muro per un'ora e mezza. Mia moglie si è preoccupata e telefonò al dottore. Il dottore: stia tranquilla signora, adesso le prescrivo un calmante. E mia moglie: bene dottore, quando glielo devo dare? No signore, un calmante se la va a pigliare lei perché sta facendo nascere pazzo a suo marito. Pure un dottore lo sa. Io a mia moglie non la sopporto, noi non parliamo più la stessa lingua, non riusciamo a comunicare. L'altro giorno mi fa: amore, ma secondo te dopo un anno chiusi in casa abbiamo ancora feeling? Ci dissi: non lo so, tagliano cassetto di medicinale. Feeling, howling, sarà la stessa cosa, che ne sai? Perché poi lei si fissa nelle cose. Ora, ultimamente si è fissata che deve comprare tutte cose su internet e in televisione. Tutto, abbiamo la casa china di stupidaggine. Che ne so, il frullatore che quando frulla suona jingle bell, l'accappatoio che quando si bagna cancia colore, un scupino lucesso che la faccia di topolino. Vede una cosa in televisione e se la accatta. Abbiamo in casa talmente tante dipignate matarazza che ai figli di Giorgio Masciota l'università ci sta pagando io praticamente. E non mi posso lamentare, perché appena mi lamento si mette a piangere. Che poi piange pure brutta mia moglie, che canto è? Pare un surge. Te lo ricordi quando eravamo fidanzati? Che tu mi hai detto che io avevo un posto speciale nel tuo cuore. Sì, ci disse, ma poi ne maritammo e cangiaste posto. E che posto c'ho adesso? Su posto stomaco, ma restaste qua.